Ad Agrigento i Vigili del Fuoco insieme ai sindacati di categoria di CGIL, CISL, UIL e CONAPO manifestano innanzi alla prefettura. Si rivendica l'aumento del personale. Il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco! Salviamo la vita agli altri e il resto conta poco! Oggi siamo qui per denunciare la grave carenza di personale a Sua Eccellenza il Prefetto, ai sindaci, alla provincia, ma soprattutto a tutta la cittadinanza. Ad oggi le persone che vanno in pensione sono di gran numero, maggiore a quelle che entrano al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tutto questo si traduce in squadre in sofferenza, operatori del soccorso che lavorano in condizioni non più sicure e adatte al lavoro che svolgiamo. Noi facciamo un lavoro di soccorso tecnico urgente e andiamo incontro a chi ci chiede aiuto, persone che hanno bisogno di un soccorso in maniera seria. Non ci possiamo presentare con squadre ridotte dove viene meno la sicurezza di chi andiamo a soccorrere e soprattutto anche del lavoratore, che pur se anche definiti, tra virgolette, angeli, tutto quello che vogliamo, siamo sempre dei lavoratori, dei dipendenti statali, anche noi abbiamo bisogno dei nostri diritti e che vengano rispettati i numeri adatti alle squadre tipo di soccorso. La popolazione agrigentina deve sapere che i vigili del fuoco sono carenti, sono pochi e non possono più rispondere alle esigenze di soccorso, quindi alle chiamate d'aiuto che arrivano al 115. Ebbene, in sala operativa i vigili del fuoco, dopo un accurato triage, valutato l'intervento, ci ritroviamo, ma veramente ci ritroviamo in crisi per la gestione dell'intervento, per le squadre di soccorso da inviare all'utenza. Molte volte l'utenza, i cittadini agrigentini e di tutta la provincia si ritrovano anche ore ad aspettare una squadra che vada al loro aiuto. In tutto questo la beffa della nostra amministrazione, il comandante più di venire incontro alle esigenze del personale, continuiamo ad avere tagli, quindi ci auguriamo che quest'anno non succeda quello che è successo lo scorso anno, perché letteralmente la Sicilia ha bruciato. Quindi chiediamo al prefetto di farsi portavoce delle nostre proteste, aiutateci ad aiutarvi. La operatività è una cosa che appartiene a loro, ma deve appartenere anche al cittadino, perché la sicurezza e gli standard di sicurezza vanno sempre e comunque garantiti. Loro parlavano di una riduzione delle squadre sugli interventi. Se non è così, diciamo, il pronto soccorso di per sé ha degli standard che vanno per forza garantiti. Siamo oggi qua per sensibilizzare sia l'opinione pubblica con un volantino e rendendo edotta tutta la cittadinanza, perché come dicevo prima la sicurezza è qualcosa che appartiene a tutti, al cittadino compreso, e sensibilizzare anche Sua Eccellenza il Prefetto affinché si dia sostegno a questo corpo che, qualcuno lo ha detto prima di me, in molte occasioni viene definito il corpo degli angeli perché rischiano la vita tutti i giorni, però in talune occasioni viene lasciato da solo. Mi stupisce vedere anche il fatto che il comandante non abbia, come dire, esternato questa grave situazione di Agrigento. Chiediamo alle autorità competenti, siamo qua per questo, chiediamo alle autorità competenti di aiutarci. Noi siamo allo stremo, il personale è sotto il minimo. Vi dico in 2 secondi i numeri. La sede centrale di Agrigento anni fa contava 25-26 persone a turno, noi siamo 4 turni, 25-26 persone a turno, più il distaccamento del villaggio Mosè con 7 persone a turno, quindi avevamo 32 persone a turno solo ad Agrigento, 7-8 persone nei distaccamenti di Licata, di Sciacca, di Santa Margherita e di Canicattì. I numeri sono questi adesso, noi abbiamo 18 persone al comando di Agrigento a turno e il villaggio Mosè distaccamento non esiste più, quindi siamo quasi alla metà. Aiutateci.